Questi non sono soldi di benefattori, sono soldi dei cittadini e noi abbiamo la responsabilità di fare investimenti che siano, come si può dire, solidi. La Regione si impegna a garantire la liquidità necessaria alla sopravvivenza di ACC, seguendo l'esempio del Piemonte che per il salvataggio della ex Embraco e l'avvio di Italcomp ha deciso di istituire un fondo regionale per rilevare quote e debiti di aziende in crisi e rilanciarle. A suggerire a tutte le istituzioni il necessario cambio di passo nella politica industriale veneta sono stati i sindacati che da mesi lottano fianco a fianco per scongiurare la morte di ACC, perché, affermano in coro, prosecco, bar, artigianato e turismo non bastano più. La risposta di Zaia non si è fatta attendere. Ci siamo assolutamente a fianco alla CC, noi ci siamo. Però, ripeto, è una questione anche di piano industriale. Piano industriale che è ben conosciuto e condiviso da tempo sia dall'unità di crisi della Regione che da Veneto Sviluppo, la quale però non svolge più il ruolo di intermediaria. La Regione a questo punto potrebbe concepire uno strumento eccezionale attraverso l'individuazione di un ente pubblico in grado di sostenere le urgenze di ACC, come garanzia la modalità prevista dal decreto sostegni. A giorni, in questo senso, sono annunciate novità.